Ed è il Gran Lagazzuoi, questa bellissima spinale rocciosa tra il Parco Naturale delle Dolomiti d'Ampezzo, quindi nelle Dolomiti Bellunesi, e le cime di Fanes che guardano direttamente lungo la Val Badia. Ed è un perfetto anello escursionistico che, partendo dal rifugio Lagazzuoi, scendendo in direzione di Forcella Lagazzuoi, Forcella Travenanzes e poi salendo in direzione di Forcella Granda, arriva proprio ai piedi, alla sommità minore di quelle che poi sono le cime di Fanes. E per la fase di ritorno invece il versante opposto, quello che guarda verso il Monte Lagazzuoi, verso il versante della Val Badia. Ritorno nuovamente in Forcella Lagazzuoi per scendere poi direttamente al Passo Falzarego sul sentiero 402 ai piedi del bellissimo Lagazzuoi stesso. Ed è dove vi porto con questo mio nuovo video. E quello di oggi è un 3 agosto tipico d'estate. Qui al Lagazzuoi, tra il Lagazzuoi e la Tofana di Rozes, all'interno del Parco Naturale delle Dolomiti d'Ampezzo. Vento forte, fa un freddo boia e le previsioni meteo anche stavolta purtroppo non stanno azzeccando proprio quello che era la giornata perfetta per quello che comunque sia è un bellissimo anello che porta in casa vostra, una bellissima escursione che gira attorno al Lagazzuoi grande, al Gran Lagazzuoi. Però insomma speriamo sempre che qualcuno da lassù sia un po' più collaborativo e riscaldi maggiormente questa giornata. E questo è un anello escursionistico che si divide tra le Dolomiti d'Ampezzo e le Dolomiti di Badia. Infatti l'intero Gran Lagazzuoi, il Lagazzuoi grande, guarda poi in direzione delle cime di Fanes, di questa bellissima crosta, di questa bellissima spinale rocciosa che poi porta direttamente lungo la Val Badia, e quindi sarà un susseguirsi di cambi di panoramiche che dalle Dolomiti d'Ampezzo, quindi la zona per dare un esempio delle Tofane, per dare un esempio del Lagazzuoi, guarderà poi in direzione delle cime di Fanes, quindi verso la Val Badia. E parlando di Parco Naturale delle Dolomiti d'Ampezzo, ovviamente una delle ciliegine sulla torta da un punto di vista non solo naturalistico ma anche panoramico, almeno da questo punto, è questa bellissima vista verso la Tofana di Rozes e ai suoi piedi la lunga Val Travenanzes.
ed è un bellissimo inizio di giornata con queste pecore libere al pascolo a queste quote che mi fanno un po' di compagnia, riscaldano un po' l'ambiente visto la giornata abbastanza fredda. Pecore della lana bianca, lana nera, e che si muovono liberamente all'interno di questo meraviglioso paradiso, e sebbene sia un paradiso contrastato unicamente dalla roccia, perché l'ambiente ovviamente è lunare, ci sono degli ampi spazi verdi, dei bellissimi prati dove queste tranquille e libere creature possono così vivere le proprie giornate estive all'interno di questo meraviglioso paradiso. E il sentiero 20B scorre alla base del Gran Lagazzuoi, di questo versante ad est che guarda verso la Tofana, verso la Val Travenanzes. E sono 2540 i metri di Forcella Gasser Depot. Ora mi trovo a un punto finale del Gran Lagazzuoi, dove da questo versante, adesso devo risalire leggermente in direzione di una forcella, da questo versante, dicevo, prende così vita, inizia la lunga spinale, la lunga cresta rocciosa delle Cime di Fanes. E questo era un territorio che durante la prima guerra mondiale, la guerra del 15-18, era scenario di aspri combattimenti. Questa era una zona, una linea difensiva dell'esercito austro-ungarico che si difendeva dall'avanzata ovviamente degli italiani. E quindi non è difficile trovare all'interno di questa zona delle vecchie postazioni di ciò che rimane come ricordo, un museo all'aria aperta di ciò che, come spesse volte dico, non dovrebbe mai succedere, ma che gli esempi riportati da altre generazioni, gli esempi portati dalla prima come anche dalla seconda guerra mondiale, purtroppo servono ben poco.
Ed ora l'ultimo strappino di giornata, anche se l'intero anello nel suo complesso ha ben poco dislivello, quindi poca roba, poco impegnativo, ma comunque sia quest'ultima salita per raggiungere quello che è uno dei margini più alti, definiamolo così, in quota di questo stesso anello, e sto parlando di Forcella Granda. E ovviamente senza distogliere minimamente lo sguardo verso questo versante ad est, che guarda verso la Val Travenanzes, del gruppo di Cima Fanes, una serie di gugli e campanili rocciosi che sono di una bellezza straordinaria, veramente, roccia selvaggia. La Dolomia, la mitica, famosa e ineguagliabile Dolomia. Ed ora spazio al panorama, spazio a questa meravigliosa vista che dalle Puez Odle, il gruppo del Sella, magnifico, questo versante della Val Badia, qualcosina che guarda addirittura in direzione della Val Gardena, e alla mia sinistra, ai miei piedi, alla mia sinistra si innalza così il Monte Lagazzuoi, invece dietro di me quello che è il versante più a nord del Lagazzuoi Grande, perché dietro di me ora tengo le Cime di Fanes. Ed è in Forcella Granda che ora mangio qualcosa, pranzo di metà giornata, essendo questo un anello in cui non c'è nessun riferimento logistico, definiamolo così, come un rifugio, come una malga dove pranzare. Ovviamente si mangia a sacco, e questo essendo anche il giro di boa dell'intero itinerario, quindi sono a metà strada. Visto che siamo quasi all'ora di mettere in pancia qualcosa, decido di fermarmi su questo meraviglioso punto panoramico, su questa terrazza sicuramente privilegiata. E da un punto di vista tecnico devo segnalare che qui da Forcella Granda parte a inizio quella che viene considerata la via ferrata più difficile, quella tra le più belle dell'intero territorio delle Dolomiti, delle intere Dolomiti. Sto parlando della Cesco Tomaselli, dove già da questo punto si possono vedere scalette
punti di aggancio sicuramente da brividi, perché più che una via ferrata sembra quasi proprio una via alpina. Ed ora la seconda parte di questa escursione. Ora lascio quello che è il versante che guarda in direzione delle Dolomiti d'Ampezzo, quel versante che dà come riferimento la Tofana di Rozes, e quello che vi ho appena fatto vedere in questa ripresa panoramica è l'altipiano del monte de Lagazzuoi, ed è proprio qua giù che ora devo scendere per poi costeggiare questo versante che guarda ad ovest, che guarda verso la Val Badia del Lagazzuoi Grande, e rientrare in direzione come riferimento al rifugio Lagazzuoi. E in questa prima parte, dopo aver lasciato Forcella Granda, è una discesa molto ripida, abbastanza franosa, quindi da affrontare un passetto alla volta con tutta calma e anche un po' di attenzione. Non c'è nessuna sporgenza, non c'è nessun pericolo, però insomma si rischia improvvisamente di trovarsi con il culo per terra, come si dice, no? Però poi insomma il panorama è fantastico. E laggiù il bellissimo laghetto del Lagazzuoi, vediamo se riesco a farvelo vedere bene da qui, perché poi il mio sentiero taglia sulla sinistra, quindi non mi avvicino molto al lago. E qui lungo questo tratto dove queste scalette in legno fanno da supporto bisogna comunque sia tenere sempre gli occhi aperti come si mette giù i piedi, perché come avete visto è molto ripido, molto franoso, sebbene supportato da queste, come ripeto, scalette, però la giusta attenzione come sempre.
E un po' alla volta sto rientrando in direzione di Forcella Lagazzuoi, che è stato un po' il punto di partenza di questa mattina. Un po' alla volta, piano piano, all'interno di questo bellissimo altipiano roccioso, con ora questo versante del Gran Lagazzuoi che si apre a punti di vista sicuramente molto molto interessanti. Meraviglioso. Ed eccomi in Forcella Lagazzuoi. Ora non mi resta che scendere leggermente nuovamente anche in Forcella Travenanzes, che è il punto dove questa mattina, dalle immagini precedenti, ho incrociato il meraviglioso gregge di pecore. Ritorno in Forcella Travenanzes, da dove poi su un lungo sentiero che cammina proprio alla base del Monte Lagazzuoi scendo direttamente al Passo Falzarego. E se questa seconda parte di questa mia escursione guardava in direzione delle Dolomiti della Val Badia, ora torno nuovamente all'interno delle Dolomiti bellunesi, all'interno di quelle che sono alcune delle vette più belle, dei massicci montuosi più belli che rientrano all'interno del Parco Naturale delle Dolomiti d'Ampezzo. E con tutto ciò che è stata la giornata di oggi, che tengo alle mie spalle, ancora pochi minuti per raggiungere così al Passo Falzarego e chiudere questo anello del Gran Lagazzuoi. E sono ben 4 le forcelle che si incrociano lungo questo sentiero, lungo questo itinerario. Io sono arrivato al rifugio Lagazzuoi utilizzando la comoda funivia per poi scendere in Forcella Lagazzuoi, Forcella Travenanzes e salire di conseguenza in direzione di Forcella Gasser Depot. L'ultima forcella, quella più in quota, poco più di 2700 metri, invece la Forcella Grande è anche il punto maggiore, la quota maggiore che si raggiunge effettuando questo anello attorno al Gran Lagazzuoi. Ed è un anello che si completa in circa 4 ore, poco più di 4 ore soste comprese. Non è molto impegnativo, diciamo più che altro che dove bisogna porre un po' più di attenzione al versante opposto, quello del rientro, quello che guarda in direzione del Monte Lagazzuoi, quindi il versante del Gran Lagazzuoi ad ovest, dove, come avete potuto vedere, il sentiero scende e sale in continuazioni, continue serpentine molto ripide, in certi tratti abbastanza franosi e in questi tratti decisamente più impegnativi comunque sia delle comode scalette in legno che ovviamente agevolano la discesa. Poi invece per quanto riguarda la fase di rientro in direzione del Passo Falzarego, ovviamente in questo caso essendo tutta discesa ho voluto prendermela comoda anch'io questa volta, quindi l'ho fatta completamente a piedi, il sentiero 402 che scende proprio alla base lungo la base del Lagazzuoi, del Monte Lagazzuoi, quello famoso della famosa galleria del Kaiserjäger, no?
dove ho fatto nel 2022, quindi nella mia playlist del 2022 trovate proprio il sentiero del Kaiserjäger, compresa la galleria degli alpini. Sentiero quindi completamente roccioso, ecco, a parte questo tratto finale poco prima di giungere al Passo Falzarego, dove questi bassi boschi e i tradizionali alpeggi, i tradizionali prati verdi del passo danno un po' di colore alla giornata. Il resto invece, diciamo un buon 90% e anche qualcosa in più, completamente immerso in questo mondo di roccia meraviglioso, una meravigliosa espressione di dolomia, sicuramente quella più blasonata, quella più conosciuta in giro per il mondo, che si può trovare non sempre in tutti i territori, in tutti i sentieri delle Dolomiti, ma il Lagazzuoi, come il Gran Lagazzuoi, e la Tofana di Rozes, che è entrata nella prima parte protagonista di questo mio cammino, ovviamente identificano al meglio la bellezza di questa particolare roccia conosciuta in tutto il mondo e invidiata anche in tutto il mondo. E per ora è tutto dal Parco Naturale delle Dolomiti d'Ampezzo. Dopo una fresca mattinata e un caldo pomeriggio estivo, un saluto da questo luogo così straordinario, perché oltre al Lagazzuoi in lontananza c'è anche il Sas d'Estria, il Sasso della Strega, poi tutto ciò che questo meraviglioso passo offre al turismo sia d'estate ma anche d'inverno. Alla prossima!